Buongiorno a tutti ragazzi, oggi ultimo giorno dell'anno, soleggiato, però ragazzi fa freddo, quindi la previsione è più che azzeccata, vento questo sì, però alla fine è una bellissima giornata, solo che fa freddo, quindi diciamo che il sole c'è, però è gelido veramente, quindi le previsioni sono più che accurate, si può dire. Quindi oggi bella giornata. Ciao Diego, ciao Cristian. Oggi qui a Salerno bellissima giornata ragazzi, però fanno freddo esagerato come al solito, quindi diciamo che come ultimo dell'anno ci saluta proprio in modo gelido, quindi speriamo che le temperature incominciano un po' a salire, anche se diciamo per la Befana dicono che peggiorerà, quindi secondo me saltiamo dalla padella alla brace direttamente. Quindi per quanto ne so dicono che alla Befana arriverà una brutta incursione gelida, quindi sì sì, penso anche a Villa San Giovanni, sì sì, in effetti un po' in tutta l'Italia centro-sud. Ciao Daniela, pure a te, tutti quanti ragazzi, poi alle 13 faccio una diretta, quindi ci diamo gli auguri direttamente, quindi lo dico già ora, così alle 13 sono in diretta proprio io, quindi ci diamo gli auguri direttamente, quindi adesso ho fatto un video solo così, giusto per vedere la temperatura fuori, ma fa freddo io. Ciao Ale, pure a te. No, Cristian, no, ne faccio sempre, sì, solo quando succede veramente qualche cosa, non è che ne faccio così. Per ora i vulcani, diciamo, si stanno mantenendo normali come sempre, quindi perciò non vedo quando non faccio video di terremoti e o vulcani è perché la situazione, diciamo, è stabile, quindi è inutile dire le stesse cose, quindi diciamo che sta tutto a posto per adesso i terremoti e le eruzioni, quindi non ci sta nessun vulcano. Da me 7 gradi ragazzi ci sono, più basso di voi. È strano, stiamo a Salerno ma intanto stiamo a 7 gradi qua. Stamattina alle 7 ad esempio era 5 gradi, faceva proprio freddo. Mo si sta riprendendo un pochino, però ho visto che la massima può arrivare a 11-12 gradi. Diciamo arriverà sicuramente sotto mezzogiorno, l'una, però non credo per adesso, quindi poi di nuovo scenderà dopo le 5 del pomeriggio come tutti quanti poi. Perciò danno la minima e la massima, cioè la minima la mattina presto e la massima il pomeriggio, poi ritorna a riscendere. Grazie Diego. Quindi diciamo ragazzi che qua fa freddino veramente, non siamo abituati noi personalmente del sud a queste temperature, per noi è un po' strano, quindi non dico che stavamo a mezze maniche noi gli anni passati, ma più o meno. Speriamo di sì, adesso. Speriamo che sia meglio di quest'anno. Ciao Orto. Sì, sì, stasera ci scassiamo un'altra volta. Sì, sì, stasera altro cenone, ragazzi. Poi domani. E poi tutta a dieta, voglio. Tutti quanti la dieta. Poi a fa la prova costume 2020. Quindi poi ci sta Pasqua però, chi ne vuoi? 7 gradi a Treviso. E più o meno Treviso e Salerno non passa tanto differenza, più o meno. Pure a te Orto, poi alle 13 ragazzi se volete sono in diretta stesso io, quindi ci diamo gli auguri in diretta proprio che mi vedete a me diciamo. Ciao Chanel, ciao, buongiorno pure a te, quindi diciamo che alle 13 do gli auguri direttamente io. Ciao signore Incoronà, quindi dopo alle 13 ragazzi ci daremo gli auguri direttamente, quindi qui tutto ghiacciato, albero e pavauto, meno 7 gradi, quindi stai tu ghiacciato in poche parole, stai nel frigorifero. Ciao, in corona, avvocatella si è persa, due cimiteri ieri. Secondo me sta ancora vagando per il cimitero là, là. Non lo so. Comunque ragazzi, qua fa freddo. Sì, sì, tutto a posto, in corona.
Pensavo che stamattina faceva un po' più caldo, la verità proprio, ma invece qua fa proprio freddo. Ciao Franci, come stiamo allora che è la situazione? Qua fa freddo. Ti stai preparando per stasera, quindi mentalmente, fisicamente, psicologicamente? Sì, sicuramente. Diego, stasera faccio la diretta a mezzanotte, guardatela se sei sveglio. Qua stiamo a 7 gradi. Fa freddo io. Stasera ragazzi faccio la live a mezzanotte, vi faccio vedere qua quanto casino fanno qua sopra. 7 gradi qua, Chanel, 7. Che stai a dieta ancora no tu? Niente cenone? E incominciato la dieta prima? Sì, Diego, io faccio la diretta a mezzanotte proprio per farti vedere, non farti vedere perché poi molti dormono, ma non credo perché comunque tutti quanti non ti va. Diciamo alla fine aspettano tutti quanti sta mezzanotte per dare gli auguri del 2020, quindi credo che staranno tutti svegli, mica vanno a dormire. Quindi faccio la diretta. No, no, io non sparo proprio, io credo sei i ragazzi che stanno giù che sparano, Franci. Questo è un quartiere dove fanno a gara e dove si spara di più, quindi stasera già immagino i fuochi che ci saranno qua. Già stanno pronti ragazzi. Quindi vedrai che qui in questa discesa mettono batterie, nell'altra discesa qua mettono altre batterie, fuochi d'artificio. Fortunatamente i botti pesanti saranno pochi, saranno molti invece i fuochi d'artificio, le batterie che vanno in aria, diciamo. Meno male che ultimamente si è pigliata sta passione per i fuochi d'artificio, diciamo quelli pirotecnici, che perlomeno non sono pericolosi, quindi speriamo. Questo sì, i cani, i gatti e tutti gli animali, diciamo, a Natale e Capodanno. A Natale la verità non hanno sparato nulla di che, però a Capodanno lo so ragazzi, qua fanno proprio non dico la terza guerra mondiale, voglio, ma poco ci manca. E come a Napoli, andate a Napoli stasera a mezzanotte. Sì, sì, ma quella è la cosa. I fuochi d'artificio sono una cosa, ma i botte pesanti, come chiamiamo noi, cipolle, trick track, tutte queste botte forti, quelle no, perché ti fanno solo sbandare alla fine. L'anno scorso mi ricordo ancora che quando sparavano queste batterie sentivi il suolo a terra che si muoveva, pensa un poco, quando erano forti queste cose. Sì, sì, sì. Ma quelli li sparavano lontani, ragazzi, e l'onda d'urto proprio si sentiva proprio sulla pelle, diciamo. Sentivi proprio muoversi l'aria. Pensa un po' come se, diciamo sono cose semplici, figurati qualcosa di più pesante. Mi ricordo a Napoli tanti anni fa, un pallone di Maradona hanno fatto, ma stiamo parlando di anni e anni, quindi diciamo un botto che l'avevano chiamata la bomba di Maradona perché era grande. Lo so, ma invece qua, Orto, qua nessuno se ne importa, la verità. Stiamo a sud, figurati se pensano, se il sindaco ti dice qualche cosa o no. Sì, sì, ancora ci sta, mi ricordo il famoso pallone di Maradona, penso che a Napoli ancora ci sta comunque. Appunto, poi capita sempre pure a Napoli che fanno così e ci scappa qualche morto al finale, quindi è pericoloso, diciamo, uscire stasera al finale. A Napoli no, a Napoli è meglio stare a casa, non si sa mai. A Napoli stanotte, sai che ci sta? Oh mamma. E Francesco ve lo può dire, non è che me lo vendo io, quindi ci sono stato una volta, fa paura veramente. Sparano tutti. Capito? Avrà percentuale coppia di fuori. Non sa quante bancarelle ci stanno ora. Mo se vai a Napoli, in ogni centimetro quadrato di Napoli ci sta uno che vende le botte, tutti quanti, ragazzi. È come le famose sigarette di contrabbando, vi ricordate? Sì, sì, il cenone sì, stasera sì. Quindi diciamo che a Napoli se vai a quest'ora, ragazzi, a parte che è pieno già,
Però ogni 10 metri ci sta uno che vende botti, quindi come ha detto Francesco, dei maggi stessi da pigliare una percentuale un po' più fuoco d'artificio. È come quando vince. Sì, sì, la provincia è peggio. Sì, ma pure qua, Francia, già stanno tutte le bancarelle, diciamo, abusive, purtroppo, perché sono abusive. Già tutti quanti con i fuochi pirotecnici, già tutti quanti, se scendi ora, già stanno due a Materno solo qua dove abito io, già ce ne stanno due. Poi scendi a Fratti ce ne stanno altri 3 o 4, quindi fino a Salerno ce ne staranno un'altra ventina. Sì, sì, oggi, ragazzi, sole ci sta, però la verità fa freddo, io. Ah, ma no, ma un po' di pane, Diego, un po' di pane così, pane e tonno, pane e pomodoro, una cosa leggera, perché poi stasera ci scassiamo. Quindi diciamo un panino leggero al massimo, un po' di prosciutto, una cosa così. Quindi un panino al massimo. Quindi nulla di che, ragazzi. Poi stasera ci scassiamo. Quindi facciamo la preparazione atletica. Quindi facciamo un panino. Me la fai buona, Francesco. Guarda, che si può spendere una cosa di soldi per fare un po' di fuoco, un po' di così, senza esagerazione, voglio ci vanno a magari 200 euro e non hai fatto nulla. Tanto vale come dice Francesco, accattiamo il pesce a finale. No, no, Francesco, alla fine 200 euro di botti non so niente, sono un po' di fuochi pirotecnici che me li mangio. Poi a mezzanotte un zambone che lenticchie, già mamma mia, Francesco, no? Sì, sì, è normale. Cioè, ma scassa significa mangiare molto. Napoletana è lingua madre difficile, quindi diciamo sì. Stasera sai quante persone vanno a prendere soccorso? Va voglia. Stasera tutti in pronto soccorso ci sta la fila per chi ha mangiato troppo. Sì, sì, è tipo Cardarello, ci sta da riempire, diciamo. Sì, sì, fino affinché non ti senti, diciamo, in gola qualche cosa. Quando sei arrivato che ti senti qualche cosa in gola ti devi fermare. Ingarana subito tu, eh. E poi tutto, o chi va al bagno, ragazzi, o chi va all'ospedale, quindi ci stanno due soluzioni. Ah no, ancora no. O chi ci sta che va al bagno direttamente, oppure sta chi va all'ospedale direttamente. Chi è come i bicarbonati, chi è come i limoni, chi digesterze. Ognuno poi va trovando di digerire a modo suo. Ah no, ancora no. Chi fa digestezzi, chi fa limoni, chi fa bicarbonato. Vabbè, ragazzi, uno mangia sì, ma non è che mangia proprio a schiattare, no? Uno dice a scassare nel senso che si mangia più degli altri giorni normali, però non è che ci scassiamo proprio, scassa. Pizza stop, ma no, ma neanche noi, guarda, facciamo chissà che, però non è che ci scassiamo a livello proprio di quelle cose mostruose, no? No, no, ancora no, no, no. Non ci scassiamo a livello perché già l'ho detto a mamma, non fa tanta roba, non fa tante cose, perché alla fine poi ancora no. Ci hanno mangiato 3 giorni. Allora ho detto lascia stare. Perché poi al finale cucina troppo e poi domani, dopodomani, abbiamo mangiato tutto cose sempre a casa. Sì, sì, francese, sì, sì. Perché poi al finale succede, che la roba è assai. Domani vai e mangi la stessa roba. Dopodomani mangi la stessa roba. Poi domani vuoi fare la pomarola alla parmigiana. E non si mai finisce di chi. No, allora dici un poco di tutto, no, un poco. Perché se no roba mi mangia per una settimana qua. Per una settimana mi mangia la stessa cosa. Allora è giusto quello che serve, raga. Rimane stai invitato, allora stai a tavola franca, stai. È come a me. E io ne sparo, fra, quindi io non ho problemi, quindi zero pericolo io.
Sì, sì, poi stasera incominciano mustacciolo al cioccolato, mustacciolo a crema di limone, mustacciolo qua, tarrone morbido, mandorle, noci, pistacchi. Sì, sì, vabbè ragazzi, a più tardi ci sentiamo alle 13 per gli auguri per la diretta, quindi sarò in diretta personalmente io, così ci diamo gli auguri di buon anno e poi stanotte faccio la diretta per i botti, vediamo che succede qua se la situazione è calma oppure... Sì, sì, ma mi faccio una tu caffè, tieni ragione, ne ci ho fatto uno solo, però non sono tanto soddisfatto, quindi me ne già fa no. Ciao Giuseppe, senti a me, ciao Diego, ci sentiamo più tardi, sì, ciao in corona più tardi, quindi ragazzi ci diamo gli auguri verso le 13. Stasera pizza e film, incoronate proprio sta normale proprio. Vabbè, poi una diretta da casa scappa sempre, quindi poi ci vedremo comunque nel corso della giornata poi. Quindi mentre facciamo il karaoke, stiamo persi nei fiumi dell'alcol, poi faccio la diretta da casa. Quindi mio fratello incomincia a dire cantammo, cantammo, cantammo. E va a finire che beviamo, beviamo, beviamo e poi cantiamo. Poi fa karaoke, roba. Vabbè, voglio. Ci sentiamo più tardi, dai.